ecco il Montello, campione delle Final 8 di Coppa Italia C1, chiamato oggi a rifarsi contro l'Union Diavoli causa la precedente sconfitta e sorpasso in classifica dell'Arzignano. Buon futsal a tutti da Udino Baggio per Roblox. Panziera riesce a toccare questo pallone, poi scappa sulla destra, proprio Panziera servito, Panziera di fronte al portiere. Panziera punta al numero 23, si sposta questo pallone sulla destra, cerca la conclusione sul... Bertoni forza troppo la giocata, Favero, poi Favero ancora gliela porta via, Favero da solo di fronte a Robazza che esce bene, mette giù Scotton per l'arrivo di Latorre, ci mette il piedone, può ripartire l'Union Diavoli, Beltrame si aggancia con Bertoni, non c'è fallo, quindi Montello in avanti, Panziera di fronte a De Leva, si sblocca la sfida al Palacicogna, il 10° gol in campionato del numero 23, classe 2005, Andrea Panziera, palo gol. Vigno va a prendere questo pallone per il corner, c'è Tacca che si avvicina, Leandrigno proprio dal 9 che incrocia! Il gol di Tacca che vale 2-0, responsabilità della difesa dell'Union Diavoli che lascia troppo spazio al numero 9 del Montello. I dettagli Roblox delle mix card che fanno la differenza, le caratteristiche, formato verticale, tracking ball, replay slow motion, scheda, dati, ruolo, andate a scoprire tutto nel link in descrizione, le mix card di Roblox. Torniamo all'azione con Leandrigno che poi fa perno e quindi riparte in contropiede velocissimo il 10. Leandrigno cerca con la puntata. Punta Mattiazzi. Bonazzo prova a passare. Si concede un lusso che non può permettersi in quella zona. E infatti l'Union Diavoli al limite dell'area. La conclusione di Latorre. Respinta ancora Latorre. Il primo tiro di Latorre, para Robazza, Latorre ancora sulla respinta, il destro sotto la traversa per la squadra ospite dell'Union Diavoli, oggi in maglia rossa. Favero il contromovimento sul secondo palo, palla però al limite per Latorre che si coordina così, golasso del numero 16 Marco Latorre, la doppietta, il sinistro al volo, coordinazione perfetta che vale 2-2. Beltrame cadono in simultanea Righi e Leandrigno, ma Leandrigno più veloce si rialza, Leandrigno il tocco, Bertoni spaccata, Ep apre orizzontalmente per Leandrigno che va a puntare il numero 10, punta Righi, Leandrigno una finta, si accentra, Leandrigno incrocia e beffa, De Leva, il gol del Montello che vale il vantaggio con il capocannoniere. Michael Ep laterale per Leandrigno che protegge questo pallone, Leandrigno all'altezza del calcio d'angolo, riesce a mettere in mezzo questa palla, Panziera anticipa e come un felino con l'agilità si gira e mette in porta questo pallone che vale 4-2 Montello, la doppietta per la ripartenza dell'Union Diavoli, 3 contro 3. Capitano Beltrame, Pavanetto, il controllo, si accentra, Pavanetto, il destro a cercare il secondo palo. Pavanetto va a puntare Nicoli che poi ci mette il piede, quindi riparte il Montello con Panziera, il tocco d'esterno non ci arriva Pavanetto, Nicoli, lo scarico proprio per Panziera che dal limite dell'area incrocia sotto il 7, la tripletta in stato di grazia oggi Andrea Panziera e Montello avanti 5-2. Fischia l'arbitro, Leandrigno, il tocco per Ep che prova un gioco di prestigio, De Leva si salva e rilancia subito per Latorre sul rimbalzo, incrocia la palla, esce di pochino di movimento, proprio il numero 6 ad impostare, manovra, allarga da Pavanetto che ha spazio per cercare il primo palo, Beltrame ultimo uomo, litiga col pallone e quindi Leandrigno può andare in porta, il palo di Leandrigno, Latorre a destra da Munesif, cerca Beltrame, il tiro di Beltrame, il rimpallo, poi Robazza si salva al Panziera dietro da Ep che suggerisce il movimento al 23, Ep va da Leandrigno, non ci arriva sull'anticipo Pavanetto, quindi Leandrigno la conclusione, Panziera sul tap-in, traversa, la palla Munesif che protegge, Ep gli lascia qualche metro e quindi riesce a mandare in porta Righi che poi allarga per Pavanetto, al limite l'uscita miracolosa, carico per Beltrame ma ci arriva invece Tacca, la palla non è uscita, quindi Coppe evita l'intervento, Beltrame è fuori e Coppe ne approfitta, il destro morbido che si insacca, Montello fa 6-2 con il capitano, palla a metà, Scotton e Coppe, arriva prima Scotton che poi riesce a mettere questa palla a rimorchio per Mattiazzi con il piede, lo spiovente lungo che solo Mioni in avanti con la testa, il rimbalzo finisce qui, ci prova l'Union Diavoli che chiude il primo tempo sul pari, arriva fino al 2-2 ma si deve arrendere nella seconda frazione di gara perché c'è un altro Montello che mette in cattedra qualità, intensità e determinazione, anche un super Panziera. 6-2, squadra di Donisi che torna a vincere dopo una sola giornata e lo fa in casa al Palacicogna.